Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Martedì 18 aprile avevamo grandissima nostalgia di ascoltare tutta la sigla della rassegna stampa, non succedeva da tanti mesi. Sono le 7.34, andiamo come un solo uomo, anche se siamo in due. Saluto Federico Borsari, come sempre eccellente tra gli ottimi in regia. Andiamo subito alle notizie di prima pagina dell'agenzia ANSA, dopo aver ricordato il sito radiolibertà.net e anche la pagina Facebook di Radio Libertà, dove vedete il palinsesto di giornata. E intanto l'apertura dell'ANSA di stamani su Putin in Ucraina, che visita le truppe a Kherson e Lugansk. Il presidente russo in Ucraina, appunto, dove ha visitato il quartier generale delle truppe, dove ha ascoltato il rapporto del comandante delle forze aviotrasportate, scrive l'agenzia ANSA. Poi Mattarella che sprona l'Unione Europea sui migranti, norme preistoriche, ma verranno mantenute tali e quali. Di Europa parleremo alle 9 con Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato leghista, economista, che molti conoscerete senz'altro. Il Presidente della Repubblica italiana a Varsavia in Polonia in visita al capo dello Stato polacco Duda, sostegno dall'Italia all'Ucraina, ha detto ancora Mattarella, finché è necessario. Saranno anche preistoriche le norme europee, ma nessuno le vuole modificare. Intanto ministri del G7, chi aiuta a Mosca pagherà un prezzo pesante. È definito inaccettabile l'annuncio dell'intenzione della Russia di inviare armi nucleari in Bielorussia, esortata, tra virgolette, la Corea del Nord ad astenersi da nuovi test nucleari o da lanci di missili balistici. Su Taiwan no alla militarizzazione di Pechino nel Mar Cinese meridionale, dice il G7, al quale ha partecipato anche il ministro italiano degli esteri Tajani. Mentre alcuni leak o fughe di notizie americane rivelano intercettato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, con altri funzionari dell'ONU. Macron ha affermato di aver sentito la rabbia per la sua riforma delle pensioni, che però era necessaria, quindi rabbia o non rabbia, la riforma è stata fatta, fine del discorso. Pressing europeo su Roma, sulla questione dei balneari. L'Unione Europea chiede una soluzione urgente e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, il decreto migranti, il decreto cosiddetto Cutro, in aula al Senato senza il sì della Commissione. Il governo non spinge sulla fiducia e frena sulla protezione speciale.
Commenta Salvini: l'Italia lasciata sola per egoismi nell'Unione Europea. Il decreto Cutro al Senato, prosegue la polemica politica. Il presidente della Sicilia Schifani parla di Sicilia sommersa dagli sbarchi. Il ministro Piantedosi sullo stato d'emergenza, serve per gestire gli arrivi, col facility manager, come si direbbe. Altrove, a Udine ha vinto l'ex rettore universitario De Toni, nuovo sindaco, PD 5 Stelle. La città ha scelto di cambiare, dice il vincitore, supera Fontanini, sindaco uscente leghista, sostenuto dal centrodestra, che si è fermato al 47,15% contro il 52,8%. Affluenza definitiva a Udine in calo al 44% alle comunali. Il bollettino medico su Berlusconi: è indigenza ordinaria, sta sempre meglio, e poi accelera il PIL della Cina, più 4,5% nel primo trimestre del 2023. In Gran Bretagna il primo ministro Sunak, indagato per conflitto di interessi. La vicenda riguarda affari della moglie in una struttura per l'assistenza d'infanzia, la moglie supermiliardaria, e poi un afroamericano che suona la casa sbagliata negli Stati Uniti, gli sparano. Il sedicenne colpito alla testa e al braccio in condizioni gravi, scrive l'agenzia ANSA. L'ansia e le preghiere di Wojtyla per Emanuela Orlandi, gli appelli per la ragazza scomparsa da parte del Papa a suo tempo, e a Natale dell'83 la visita di Wojtyla alla famiglia Orlandi. L'Italia prima in Unione Europea per calo della popolazione nel 2100. Entro quell'anno la popolazione italiana si ridurrà di oltre 8.800.000 persone, il calo più consistente in termini assoluti tra i 27 paesi dell'Unione Europea, rende noto Eurostat in base alle sue protezioni. E poi ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani: CGIL, CISL e UIL critici sul documento di economia e finanza, pronti alla mobilitazione. Ricominciano gli sfratti, in 20 anni 500.000, finita la moratoria legata alla pandemia. Tristo capitolo quello degli sfratti. In Sudan, raid aerei anche nella zona dell'ambasciata d'Italia, scrive ancora l'agenzia ANSA. Detto questo, lasciamo l'ANSA e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, molto rapidamente. Il capitolo europeo lo apriremo alle 9 insieme, ce ne sono tante di notizie, insieme all'eurodeputato Antonio Maria Rinaldi. Intanto vediamo l'apertura di Avvenire, primo piano dedicato alle persone, non emergenza, scrive Avvenire a proposito della questione dei migranti, naturalmente. Il Corriere della Sera apre con lo stesso argomento: migranti, l'Unione Europea ora cambi, e poi sorpresa a Udine, vince l'alleanza con PD e 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano: il governo ridà i missili al regime degli Emirati. Aggressori buoni, via il divieto dell'insuperabile Giuseppe Conte, tolto da Draghi sulle armi leggere. Dopo il viaggio ad Abu Dhabi, bombe e razzi ai complici dei sauditi nei massacri in Yemen, dove peraltro stanno facendo la pace tra di loro, ma comunque non conta. Il Movimento 5 Stelle denunzia: stavolta l'Italia sta con l'aggressore. Due pezzi contro Rosa e Olindo sono assolutamente colpevoli. In prima pagina sul Fatto Quotidiano sia il direttore Marco Travaglio che Selvaggia Lucarelli, quest'ultima da par suo, come vedremo. Il Giornale parla di protezione speciale buco stellare, il caos immigrazione. Un articolo di Gian Michalessin che poi leggeremo a parte: il provvedimento della protezione speciale per gli immigrati, cioè per quelli che non hanno diritto d'asilo ma rimangono qui perché hanno altri diritti. Secondo i giudicanti non sono moltissimi, ma non sono neanche pochi. Il provvedimento voluto da PD e 5 Stelle ha aperto una voragine nei conti, denuncia il Giornale. Protezione speciale costosissima, in 15 mesi è già costato 200 milioni. Assist di Mattarella: nell'Unione Europea norme preistoriche, ma nulla fa pensare che si cambi qualcosa. E poi il caso della strage di Erba: il procuratore generale si prende un mese per decidere. Ecco cosa non torna: la possibile riapertura del caso Felice Manti, pagina 11, lo vediamo poi a parte in un dossier dedicato alla strage di Erba, perché è interessante, molto interessante, anche per capire come funziona il mondo del giornalismo, il magico, meraviglioso mondo del giornalismo. Intanto sui migranti, Mattarella: l'Unione Europea cambi le regole, anche il Giorno. La Wagner, la brigata Wagner, i mercenari russi hanno ucciso bambini a Bakhmut e a Soledar. Lo hanno confessato 2 appartenenti alla milizia entrati nella Wagner attraverso reclutamento effettuato nelle prigioni. Uno dei 2 ha dichiarato di avere sparato alla testa a una bambina di 5 anni.
L'ordine, dicono, è partito dal capo della brigata Wagner ultrafilo putiniana, Prigozhin, il quale però nega. Intanto a Mosca ha condannato a 25 anni un dissidente, Kara Murza. Wagner shock, la confessione dei mercenari russi, erano ordini di Prigozhin, abbiamo ucciso 20 bambini. Poi parla sul quotidiano nazionale Luciano Garofano, ex capo del RIS, Olindo e Rosa, prove evidenti, dice l'ex capo dei RIS. Purtroppo però noi non abbiamo la possibilità di entrare nelle pagine del giorno perché oggi la nostra bizzosa edicola ci impedisce di entrare nelle pagine interne. Comunque Garofano fu colui che fece le ispezioni a capo del RIS nell'immediatezza della strage e la perizia dei RIS era clamorosa, nessuna traccia delle vittime a casa degli accusati, nessuna traccia degli accusati nel luogo della strage, cioè una delle più fenomenali prove dell'innocenza dei due la diedero proprio i RIS di Garofano. Garofano che oggi dice Olindo e Rosa prove evidenti contro di loro. Mentre il Mattino di Napoli si occupa dell'affondo del Quirinale, il Tempo di Roma delle mattarellate sull'Unione Europea, Mattarella critica l'Unione Europea, eccetera, eccetera, non cambia assolutamente un nulla, mentre la Repubblica, anche qui si occupa del Mattarella, il Presidente della Repubblica, chiedo scusa, che in Polonia definisce preistoriche le norme sull'asilo, l'Unione Europea cambi le regole. Mentre i migranti salvano le pensioni, lo dice alla Stampa di Torino il presidente dell'INPS Pasquale Tridico. Senza i migranti tra 20 anni i conti dell'INPS saranno critici. Cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora il quadro delle pensioni. L'Europa ci dice che nessuno può stare sotto un certo livello di reddito, scrive la Stampa in prima pagina. E nell'Italia del PNRR i treni si fermano al sud, il viaggio tra i cantieri, i ritardi storici. La Verità di Maurizio Belpietro apre incredibilmente sulla questione dei vaccini, tra vaccinati boom di morti per cause diverse dal Covid. In taglio alto, quante bugie sulla protezione speciale c'è in tutta Europa, ma non è vero, scrive Fabio Amendolara, la protezione speciale che il governo vuole modificare per gli immigrati che non hanno diritto d'asilo è una norma davvero presente in tutta Europa, come dice la sinistra, balle. Tutele diversificate rispetto all'asilo esistono ovunque, ma altrove i paletti sono molto più stringenti che da noi, dove procedure fumose e regole poco chiare creano un caos che paralizza la questura e permette ai furbi di farla comunque franca, scrive La Verità. E sempre dalla Verità, Case Green, ultimo appello, è l'articolo di Daniele Capezzone, la situazione è peggiorata. Oggi inizia il confronto tra Commissione, Parlamento e Consiglio. Obiettivi sempre folli, il testo parla di obblighi e non di incentivi. Inizia il trilogo oggi. Cos'è? Il confronto Commissione, Europarlamento, Consiglio europeo sulla direttiva sulla Casa Verde. Il testo parla di obblighi, non di incentivi. Se l'Italia non riuscirà a far saltare tutto, i cittadini dovranno pagare fino a 50.000 euro per ogni immobile per renderlo giusta appunto green. E infine, sempre dalla prima pagina della Verità, gender e woke, forse è già l'ora del pentimento, scrive Giorgio Gandola, che ieri sulla Verità, essendo ex direttore della provincia di Como, ha provveduto a dire che Olindo e Rosa sono stracolpevolissimi, come il suo quotidiano come il suo quotidiano sostenne all'epoca e ha sempre sostenuto da lì in avanti. L'Economist dice che l'America invece ha sbagliato con i cambi di sesso forzati. Questo è tutt'altro argomento. Sulla chat GPT si interpella sulla Verità Giovanni Maddalena, filosofo dell'Università del Molise. ChatGPT ha una linea, ma diteci chi gliel'ha data. Il rischio reale con l'intelligenza artificiale, con ChatGPT, è che aumenti la circolazione di fake news del mainstream, che a quel punto diventerebbe imbattibile, sostiene il filosofo. Libero apre la prima pagina con la strage di Cutro, crollano le accuse, i video scagionano il governo, gli scafisti a bordo giravano filmini promozionali per la traversata. I testimoni dicono non c'entra il meteo e il naufragio fu dovuto a manovre errate, scrive Libero in prima pagina. Anche Mattarella e i popolari europei chiedono una svolta sui profughi, tanto non succede niente. E Vittorio Feltri, nel paese dei disoccupati cerchiamo più immigrati, qualcosa non torna, abbiamo parlato l'altro giorno della Campania, record di disoccupazione, record di redditi di cittadinanza, record di richieste di immigrati per lavoro, veramente qualcosa non torna.
E poi la bravata degli eco-imbecilli a Milano costerà 200.000 euro per il restauro, chiedo scusa, della statua equestre di Piazza Duomo a Milano serviranno altro che 50.000. 200.000 euro, complimenti. Il sindaco ancora non si è costituito parte civile. Doppi complimenti al sindaco Sala. Il maestrino Bizzarri, invece, l'attor comico genovese, ha detto che Pestum è in Grecia, una figuraccia da terza elementare, scrive il quotidiano Libero in prima pagina. La guerra vista da Nikolai Lilin, in Russia va a rotoli l'industria bellica, un altro degli articoli di Nikolai Lilin sul quotidiano Libero. Detto questo, abbiamo grosso modo visto le prime pagine, vediamo anche quella degli amici del quotidiano di Sicilia. Il personale costa tanto ma rende poco e nei comuni i progetti PNRR ma anche altri sono al palo. Nei 9 capoluoghi della Sicilia spesa annua di 283 milioni. Senza competenze i progetti sono bloccati, PNRR ma anche i progetti normali. E poi droga, smantellato giro di spaccio allo Zen, ma sulla droga vedremo la foto del giorno di tanta bella roba che galleggia in mare. Detto questo, lasciamo le prime pagine e vi segnalo, prima di aprire un capitolo a parte sulla strage di Erba, direi veramente didattico su come si intende il giornalismo, vi segnalo su Tempi il bell'articolo di Mauro Zanon a proposito di uno dei temi di giornata, l'immigrazione. In questo caso si parla di Francia, ma il principio è generale, l'allarme dell'ex capo dei servizi segreti francesi sull'immigrazione extraeuropea. Quella di matrice islamica è conflittuale, rivendicativa, con tendenze al separatismo, economicamente svantaggiosa, altro che il nostro meraviglioso DEF, documento di economia e finanza, che dice più immigrati, meno debito nel futuro. Al contrario, gli immigrati sono uno svantaggio economico, è impopolare, l'immigrazione di matrice islamica è in gran parte irreversibile e pilotata dai giudici. Le ha cantate molto chiare questo signore, ex capo dei servizi segreti francesi, Pierre Brochard, che ha avvertito la Francia e l'Europa, naturalmente creando una quantità di polemiche. Pierre Brochard, chi è? Ha trascorso una vita intera nell'alta funzione pubblica francese, racconta da Parigi per tempi.it Mauro Zanon. Ebbene, prima è stato amministratore civile, poi diplomatico di alto rango, console generale a San Francisco, ambasciatore in Israele. Pierre Brochand, non Brochard, Brochand, ha diretto dal 2002 al 2008 i potenti servizi segreti esterni francesi, la DGSE, osservando da vicino tutti i dossier più esplosivi della République française, sia all'interno che all'esterno dei confini della Francia. Ma a differenza dei suoi colleghi, ha deciso di parlare, di rompere il silenzio per denunciare una situazione insostenibile, cioè l'immigrazione extraeuropea di matrice islamica che sta sfigurando la Francia e ridurrà drasticamente la qualità di vita in Francia nei prossimi decenni. L'immigrazione che stiamo subendo da 50 anni a questa parte, ha dichiarato Brochand in un podcast di France Culture che sta facendo molto discutere in Francia, l'immigrazione che stiamo subendo da 50 anni è senza precedenti nella storia, è di massa, crescente, altamente concentrata, pilotata né dall'economia né dalla politica, ma dai giudici, ed è molto distante culturalmente perché proviene quasi esclusivamente da quel che un tempo si chiamava il terzo mondo, ha detto Brochand. È potenzialmente un'immigrazione conflittuale, cioè rivendicativa, con tendenze al separatismo nel corso delle generazioni. È economicamente svantaggiosa, costosa a livello di bilancio, impopolare secondo i sondaggi, ma in gran parte irreversibile, ha aggiunto l'ex numero uno dei servizi segreti francesi, o meglio dei servizi segreti esterni francesi, la DGSE. Dagli anni 60 a oggi la presenza di immigrati di confessione islamica, complici la legge sul ricongiungimento familiare di Valéry Giscard d'Estaing e le recenti primavere arabe, l'immigrazione di cultura islamica si è moltiplicata per 25 dagli anni 60 a oggi. Oggi i musulmani in Francia sono più del 10% della popolazione, come in nessun altro paese europeo. Il punto critico, sentenzia Brochand, sarà quando gli immigrati musulmani supereranno la soglia del 50%, come aveva intravisto nel suo romanzo Sotto missione Michel Houellebecq.
Superata la soglia, quando il numero fa potenza, saluti, tanti saluti. Per il suo intervento su France Culture si è attirato molte critiche da parte della sinistra ben pensante, che lo ha accusato di veicolare teorie di estrema destra e di essere un fiancheggiatore di Éric Zemmour, l'ex giornalista di Le Figaro, diventato leader della destra identitaria col partito Reconquête. Ma Brochant parla dall'alto di una lunga esperienza sul campo, servizi segreti esterni. Ha visto con i propri occhi le derive dell'immigrazione scriteriata e l'espandersi dell'Islam politico, non dal divano di un salotto di Saint-Germain-des-Prés. Le società multireligiose, dice Brochant, sono tutte destinate a lacerarsi a vicenda. È un mondo difficile dove nessuno fa favori a nessuno. La nazione è un cerchio di fiducia che l'immigrazione mina. La chiave di volta della fiducia sociale è lo Stato sociale, che è incompatibile con la libera circolazione delle persone. Ha detto Brochant, spiegando quali sono state le tappe che stanno portando alla disgregazione della Francia. La prima ondata migratoria è durata un secolo, dice Brochant, con l'arrivo di immigrati di origine eurocristiana, cioè discreti, laboriosi, riconoscenti, regolati dall'economia e che cercavano di assimilarsi, il modello insuperato di integrazione riuscita. La seconda ondata migratoria è iniziata negli anni 70, non ha fatto che aumentare. È un insediamento non calibrato né dal lavoro né dalla politica, solo da diritti individuali soggetti al diritto sovranazionale, un flusso a ruota libera che ci travolge. Il divario culturale che ci separa dai nuovi arrivati non ha equivalenti nella storia. Vengono tutti dal terzo mondo, da società in crisi dove regnano comportamenti incivili, violenza e corruzione. La maggior parte musulmani, oggi i musulmani in Francia sono 25 volte più numerosi rispetto agli anni 60. E l'Islam, osserva Brochant, è una civiltà totale, orgogliosa, bellicosa, offensiva, militante, che ha sofferto per essere stata umiliata dall'Occidente per 2 secoli. La globalizzazione gli ha dato un'opportunità e il vulcano si è risvegliato. Le parole coraggiose di Brochant, conclude Mauro Zanon su tempi.it, che a dicembre Brochant si era espresso anche al Senato sulla pusillanimità delle élite francesi davanti alla migrazione, riguardano non solo il futuro della Francia, ma quello dell'Europa, dunque dell'Italia. I suoi concittadini, nonostante i progressisti lo dipingano come un reazionario, lo sostengono e condividono il suo monito. Secondo un sondaggio dell'istituto CSA per il canale televisivo CNews, il 64% dei francesi è favorevole allo stop dell'immigrazione extraeuropea in Francia. Così su tempi.it. Sulla protezione speciale invece in Italia c'è un bell'articolo a pagina 5 del giornale di Gian Michalessin. Più che un provvedimento legislativo, una piaga sociale che prosciugherà per il 2022 e i primi 3 mesi del 23, 15 mesi e mezzo in totale, quasi 200 milioni di euro. Parliamo della protezione speciale, cioè il provvedimento varato nell'ottobre 2020 dal governo PD 5 Stelle, Conte 2, che l'attuale governo promette di rivedere. Una decisione che grillini, dem e difensori dell'accoglienza senza limiti paragonano a una violazione dei diritti umani. Il problema è l'opposto. In Italia da 3 anni c'è una diffusa e incontrollata concessione di un diritto alla protezione che nessun altro paese europeo concede a migranti irregolari. L'altro problema è che costa pure. Solo il 5% poi trova lavoro dei protetti speciali. Ognuno dei 13.000 costa 42 euro al giorno. Anche nel 2023 la concessione dei permessi di soggiorno è aumentata, scrive Michalessin. Soltanto il 6% dei permessi di protezione trasformato in lavoro, tra il 5 e il 6. Salvini ha fornito i numeri del fallimento, appena 2.600 trovano lavoro su 45.000. Dal 2020 a oggi, in 3 anni, meno del 6% dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro, relegando oltre 40.000 persone nell'illegalità e nelle mangiatoie. A fornire i numeri il vice premier Matteo Salvini. Per l'esattezza, su 45.059 permessi di protezione speciale rilasciati a migranti sbarcati in Italia, coloro che hanno trovato un'occupazione sono 2.600. Perciò Salvini sostiene che non bisogna insistere su questa strada. Il permesso di soggiorno per protezione speciale fu introdotto nella legge 132 del 2018,
si chiamava protezione umanitaria fino ad allora, nel 2020 è stato ampliato notevolmente dal governo Conte 2 PD 5 Stelle. Le maglie così larghe ci sono solo in Italia, sottolinea su questo punto Fabio Amendolara, sulla Verità, pagina 5. L'argomento della sinistra sulla protezione speciale come consuetudine europea non ha riscontri. Ovunque esistono diverse forme di tutela, ma con paletti stringenti. In Spagna serve una sentenza. La Germania ha accolto 30.000 domande su 244.000. È stato Draghi a cambiare la norma. Prima valeva per poche centinaia. Procedure fumose per la domanda, nelle questure domina il caos. La versione di chi vuole calare la protezione speciale, su quale la maggioranza vuole intervenire in modo stringente in un contesto europeo per tentare di giustificarne la bontà, non trova riscontri né nelle legislazioni né nelle prassi degli altri paesi. In Italia è stata introdotta nel 2020 dal governo dei migliori di Super Mario Draghi, in realtà Conte 2, ma comunque si tratta di una, sì, tra Conte 2 e Mario Draghi. In realtà probabilmente dal governo Draghi, comunque PD 5 Stelle, si tratta di una, che c'erano però dentro tutti a dire il vero, si tratta di una forma di regolarizzazione permanente dello straniero irregolarmente soggiornante che non ha in alcun modo adeguato l'ordinamento interno a quello sovranazionale e riconosce allo straniero che riesce a ottenere questo diritto di non essere espulso né respinto per una serie di motivazioni che presentano maglie particolarmente larghe. È un unicum italiano. Madrid, Berlino, Parigi non si comportano in questo modo, non concedono affatto la protezione speciale. Detto questo, la sinistra vuole tornare a ingrassare le sue cooperative. È una partita da 5 miliardi di euro, scrive Libero a pagina 3. Il PD dà battaglia per ripartire con un altro concetto, l'accoglienza diffusa, che significa trasferire come un tempo i clandestini in hotel e case delle ONG. Sull'accoglienza c'è chi preferisce il modello Salvini e chi il modello Sumaoro, ha detto lo stesso Matteo Salvini. Nel 22, su un totale di 59.000 decisioni delle commissioni territoriali, il 19% è stato di riconoscimento della protezione speciale di cui parlavamo prima, il 25% della protezione internazionale, il 56% ha bocciato tout court le richieste di protezione. Nel 2023 su 19.000 decisioni finora adottate, il 20% ha riconosciuto la protezione speciale, il 17% la protezione internazionale, il 63% no. Vogliono più sbarchi, attaccano il governo, boicottano una gestione più efficiente del fenomeno immigrazione, dice Salvini. Tutt'altra opinione ha il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico: i migranti salvano le pensioni, è un antico refrain, non toccate la riforma Fornero e il salario minimo è fondamentale, dice il presidente INPS Pasquale Tridico, presidente INPS dal 19, alla Stampa di Torino, pagina 2. L'Unione Europea dice che nessuno può stare sotto un certo livello di stipendio. 392.000 nati all'anno sono un numero troppo piccolo per sostenere le pensioni, dunque servono i migranti. Le economie ricche hanno molti migranti e noi dobbiamo coprire la domanda di lavori medio-bassi. Reddito: non ha funzionato ciò che è intorno, cioè la formazione, centri per l'impiego, progetti di inclusione sul reddito di cittadinanza. Contratti: in Italia ci sono troppe tipologie, ne basterebbero 50. Alcuni salari sono indegni. Pensioni, dice ancora Tridico, avremo più o meno lo stesso numero di persone che vanno in pensione che entrano nel lavoro. Disoccupazione è così elevata perché non ci sono investimenti adeguati nel paese. Fra 20 anni avremo 230.000 diplomati, 70.000 laureati. Abbiamo bisogno degli immigrati. L'occupazione non aumenta con la flessibilità, cresce solo la precarietà. E ancora dalla Stampa: reddito più veloce agli stranieri, via libera per 70.000 famiglie, accesso alla garanzia per l'inclusione con 5 anni di residenza anziché 10. Gli immigrati beneficiari sono 220.000 su oltre 2 milioni e mezzo di aventi diritto. La destra si adegua alle richieste europee. 2 anni fa si scagliò contro la proposta. Per le casse dello Stato il costo aumenterà di 300 milioni all'anno. Che roba è? Per ottenere il nuovo reddito di cittadinanza, gli stranieri non dovranno più essere residenti in Italia da almeno 10 anni, ne basteranno 5.
Si tratta di una misura che consentirebbe a 70.000 nuclei familiari in più di ricevere il sussidio. La norma sta all'articolo 2 della bozza decreto lavoro come una delle condizioni per richiedere la garanzia per l'inclusione, che è il sussidio pensato dal governo Meloni che scatterà nel 2024. Di questi 5 anni, si legge, gli ultimi 2 devono esserlo in modo continuativo in Italia. Se da una parte dunque il governo Meloni annuncia la stretta sulla protezione speciale dei migranti, dall'altra ammette nel documento di economia e finanza che un aumento dei flussi potrebbe ridurre il debito pubblico e ora consente a molti stranieri di accedere a un beneficio da cui erano esclusi. La norma, che prevede 10 anni di residenza in Italia per il reddito di cittadinanza, è stata infatti criticata fin dall'istituzione del sussidio varato dal governo giallo-verde a fine 2018. Ma né il governo giallo-rosso, Conte 2, né quello di Draghi erano riusciti a modificare questo requisito a causa dell'opposizione del centrodestra, nonostante il pressing di sindacati e terzo settore. Il primo a proporre di portare il paletto da 10 a 5 anni fu l'appena citato presidente Tridico. Adesso lo ripropone la ministra Calderone. Vedremo. La foto del giorno, dicevamo, i pacchi di droga intercettati in mezzo al mare, tenuti insieme da reti dotati di un dispositivo di segnalazione luminosa, un carico mai visto di coca lasciato in mezzo al mare. Catania è il nuovo hub dei narcotrafficanti. 70 colli di droga purissima scaricati dalla nave madre in attesa che qualcuno li recuperasse, ma è arrivata la Guardia di Finanza da tempo sulle tracce del cartello di Sinaloa. Nel cuore della notte un pescatore segnala una barca in difficoltà al largo di Lampedusa. Forse sono migranti, dice, una motovedetta della Finanza corre veloce. Chiedo scusa, non sono migranti, sono pacchi sigillati tenuti da una rete. 10, 20, 30. I primi finanzieri che arrivano al largo ne contano 70. Dentro quei pacchi un tesoro, 2000 kg di cocaina, che qualcuno deve avere scaricato da una nave al largo. Da Pratica di Mare si alza in volo un aereo, da Catania un elicottero e motovedette. E caccia la nave che ha consegnato il tesoro nel posto convenuto. Forse chi doveva prenderlo in consegna è ancora da queste parti. Ne sono convinti quelli del gruppo antidroga del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania. Gli investigatori dell'antidroga corrono sulle motovedette, dentro i colli 1600 panetti, 2 tonnellate di coca, 400 milioni di euro. Roba purissima, dicono gli anziani della squadra. La partita in gioco è altissima. Catania è diventata il nuovo hub dei narcos per entrare sul mercato italiano. Gli emissari del Flaco, l'influente capo del cartello messicano di Sinaloa, si fingevano turisti alle pendici dell'Etna. Nicola Gratteri, intervistato da La Stampa, il precedente articolo era su Repubblica, si occupa della questione. L''ndrangheta è sempre leader e ora collabora con gli albanesi. Sono molto attivi anche in Colombia, i Paesi Bassi, l'Olanda, crocevia del traffico mondiale, ma non ci hanno ascoltato. Abbandonare in mare un carico così comporta meno rischi, più risparmi. Ogni volta che la droga arriva nei porti c'è una tangente del 20% da pagare. E poi la consumano gli italianuzzi. Viva la cocaina! Mentre Alberto De Toni è stato eletto sindaco a Udine per il centro-sinistra allargato, ovvero una coalizione extra large, dal terzo polo di Renzi e Calenda fino a Rifondazione Comunista passando per i 5 Stelle. Ho vinto con un campo extra large, dice il neo sindaco di Udine, non c'è stato l'effetto Schlein. A Udine vince il candidato sostenuto da 7 liste, da Rifondazione al terzo polo. Dice De Toni, sono partito alla Stampa di Torino, sono partito dai quartieri, dalle periferie, senza le basi, scordiamoci le altezze, senza le città, dimentichiamoci i governi. Poi c'è il caso Giletti, il suo amico Enrico Mentana, che ancora ci deve spiegare una cosa molto semplice. Chi ha pagato e come per il famoso video che doveva essere per la difesa di Rosa e Olindo, e il video nel quale Rosa mima l'ammazzamento del bambino, la strage, piange e urla, suggeritole dallo psichiatra Picozzi in chiave difensiva e poi finito a Matrix e a Pino Corrias per il suo libro Vicini da morire. Chi ha pagato e quanto? È stato pagato qualcosa? Quanto è stato pagato? Chi ha ricevuto i soldi? Come è arrivato quel video che doveva essere in chiave difensiva per esigenze difensive
in TV e poi è stato usato dalla pubblica accusa e soprattutto per vendere alla pubblica opinione già un'immagine di colpevolezza assoluta, pur non essendo una confessione, perché non è stata fatta davanti ai pubblici ministeri né agli inquirenti, ma allo psichiatra che doveva difenderli, cioè il dottor Picozzi. Come è arrivato quel video in TV nella sua Matrix? 4 marzo del 2008 fu il primo a trasmetterlo. Perché nessuno ha pagato dazio su quella oscena vicenda del passaggio del video che doveva essere appunto tenuto dalla difesa di Rose Olindo ed è stato fatto arrivare invece in TV e sul libro e sui giornali. Poi ovviamente è stato pagato qualcosa, come nel caso dei 48.000 euro dati dallo stesso Giletti secondo le accuse a Baiardo, il pentitone che ha fatto comparire in TV più volte. Chi ha ricevuto i soldi? Chi li ha dati? Sono stati dati? Punto di domanda. Questo è un bel quesito. Quello che è certo è che il dottor Picozzi poi da lì in avanti ha avuto un'ottima carriera sulle reti Mediaset, le stesse reti che hanno recepito il video in questione. Sono illazioni? Ma sono fatti, diciamo. Se poi c'è dietro qualcos'altro, qualcuno lo spieghi. Il dottor Picozzi ha fatto scena muta quando gli è stato messo il microfono davanti nella trasmissione televisiva delle Iene. E invece un po' di chiarezza non farebbe male su queste cose, perché oltretutto lì, con la storia della macchiolina di sangue che non c'è e con la storia della confessione di Rosa che non era una confessione ma una sceneggiata fatta per avere l'invalidità, la perizia psichiatrica di infermità mentale, e mai richiesta quella perizia perché prima è arrivata alla TV quel video che doveva essere, ripeto, gestito dalla difesa, dal consulente, lo psichiatra Picozzi, in chiave di difesa di Rosa e Olindo. Bella difesa. Il video è arrivato all'accusa, alle TV, al libro, ai giornali, come prova eccellente della colpevolezza. Tant'è vero che era una sceneggiata, lo dimostra il fatto che al termine dei video Rosa chiede: ma sono andata bene? Sono andata male? È venuta meglio dell'altra volta o è venuta peggio, signor regista? Il regista in quel caso era lo psichiatra che doveva essere il difensore dei due. Bell'affare, veramente una storia splendida che profuma di sapone di Marsiglia lontano chilometri. La 7, dopo lo stop di Non è l'Arena, è l'annuncio del direttore del TG, di Enrico Mentana. Ci spieghi il Mentana com'è che ha avuto quel video? Sarebbe interessante. La mossa di Mentana, appunto, di invitare Giletti a fare una trasmissione speciale, uno speciale per fare chiarezza, perché noi non nascondiamo nulla. Veramente? Non nascondete nulla? Spiegate anche quella storia là. Forse il conduttore sarà ospite, cioè Giletti ospite di Mentana, perché loro sono quelli che non nascondono niente. Intanto perfino l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, ammette: l'intelligenza artificiale può essere molto dannosa. Dagospia riprende un lancio dell'agenzia ANSA. Ben svegliato, scrive Dagospia. Il boss della big tech, Google, in un'intervista allo show americano 60 Minutes, paventa il rischio che i colossi informatici, pur di sviluppare la tecnologia prima degli altri, mettano da parte la sicurezza, non soffermandosi sui rischi. Sulla questione vi segnalo, pagina 21 di Repubblica, l'articolo di Pierluigi Pisa sugli smartphone, l'intelligenza artificiale di Microsoft. Panico a Google, battaglie di big tech, l'apertura del motore di ricerca Bing alla tecnologia di ChatGPT fa gola. Il New York Times rivela: la sudcoreana Samsung pensa a una rivoluzione sul telefono mobile. Tra un po' avremo in mano delle cose incredibili, non più i telefonini. Il quotidiano dice di aver avuto accesso a comunicazioni di Google, di Mountain View. Mentre su Wired.it vi segnalo un altro articolo: Google sta lavorando a un nuovo motore di ricerca, ovviamente guidato dall'intelligenza artificiale. Potrebbe basarsi su un progetto il cui nome in codice è Magi. Sempre su Wired, il caso di un premio fotografico. Chi ci sta seguendo in video sul sito, sulla app o sul canale 252 può vedere questa foto. Sembrerebbe una foto degli anni 40, se l'ha inventata l'intelligenza artificiale. E quello che l'ha portata avanti l'artista Boris Eldagsen ha rifiutato di ritirare il premio. Questo premio fotografico vinto e poi rifiutato con un'immagine falsa creata dall'intelligenza artificiale. L'artista aveva conquistato il primo posto nella categoria Creative dei Sony World Photography Awards. Ha detto no perché non è una cosa che ho fatto io, l'ha fatta l'intelligenza artificiale. Di nuovo su Wired vi segnalo un altro articolo su cos'è AutoGPT. È l'intelligenza artificiale che fa quasi tutto da sola, partendo da un'unica richiesta iniziale.
Questa nuova applicazione è in grado di svolgere in modo autonomo compiti complessi, come programmare un sito o scrivere un libro. Sul Corriere della Sera ha intervistato Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la privacy in Italia. Sull'intelligenza artificiale no al mercato senza freni, dice Stanzione, noi terza via tra Stati Uniti e Cina, i paletti su ChatGPT sono a tutela della libertà. Cerchiamo di far studiare alle piattaforme un metodo più sicuro per verificare l'età. Sul quotidiano La Verità, l'intervista al professor Giovanni Maddalena, filosofo, pensiero unico, imbattibile con ChatGPT. Il rischio che corriamo, dice Maddalena, è che aumenti la circolazione di fake news del mainstream, ma prima di regolamentare conviene aspettare e rendere più trasparenti le linee guida immesse nelle intelligenze artificiali. Dall'intelligenza artificiale è una roba antichissima, la schiscetta, ormai è un termine che ha travalicato l'uso del lombardo, lo sanno tutti che cos'è. È morto l'inventore della schiscetta, aveva 97 anni. L'intuizione in tram nel 1949, quando un operaio rovesciò il pentolino della minestra. Renato Caimi, fondatore assieme al fratello Mario della Caimi Brevetti di Nova milanese, è morto ieri a 97 anni, è l'inventore della schiscetta. La schiscetta era quella degli operai che volevano diventare ceto medio, l'ascensore sociale. Il ceto medio è sempre più fragile, scrive Avvenire in cronaca milanese, rapporto della fondazione Over, anzi Osservatorio Vulnerabilità e Resilienza, ACLI Lombarde e Istituto Ricerca Sociale. 1 milione i lombardi tra vulnerabilità e povertà. In crescita il lavoro povero, cioè lavoro ma uno stipendio infame, e non autosufficienza. Non ce la faccio a stare in piedi. Le famiglie faticano sempre più a essere ammortizzatore sociale, aumentano gli anziani soli o non autonomi. Ceto medio sempre più fragile, la prima indagine dell'osservatorio nato dall'alleanza fra ACLI e Istituto Ricerca Sociale. Ha preso in esame i dati dei 730 presentati con i CAF. Sono 530.000 gli ultra 65 anni non autosufficienti. È una cifra bestiale, altissima su Milano. Intanto, sostegno ai più deboli, aumentano le categorie che ne hanno diritto, lo afferma la ministra del Lavoro e Politiche Sociali Marina Calderone, intervistata da Il Corriere della Sera, platea più ampia con le nuove norme. Durante questi primi mesi di governo Meloni, sul tavolo della ministra Calderone sono finiti fascicoli delicati: reddito di cittadinanza, previdenza, equo compenso, contrattualistica. Adesso ci sono nuove norme in tema di lavoro, se ne parlerà nelle prossime settimane. Una cosa curiosa invece la sottolinea Dagospia da leggo.it, ma cosa c'hanno in testa sti pischelli, i giovani? L'ultima sfida sui social è la sex roulette, cioè ragazzi e ragazze fanno sesso senza protezioni, perde chi rimane incinta. Potrebbe essere un modo per risolvere la denatalità, se non fosse che chi aspetta un bambino poi abortisce, il che però non risolve il problema di malattie sessualmente trasmissibili. Su sessualità, sofferenza, speculazione, quanto chiasso sulla disforia di genere, vi segnalo su avanti.it il bell'articolo di Francesco Santoianni. Quanto chiasso sulla disforia di genere e quanta speculazione. Figli della Danimarca è un altro articolo invece di Giuseppe Russo, sempre su avanti.it. La Danimarca è uno dei paesi dove si fa più commercio di sperma e ovuli, cioè maternità surrogata, utero in affitto. Apriamo adesso il capitolo erba, ma prima, a proposito di vicende giudiziarie, c'è da segnalare a pagina 11 di Libero l'articolo di Paolo Ferrari, nato da una cosa che nessuno ha affrontato più di tanto. L'ex procuratore antimafia Roberto Pennisi qualche settimana fa ha raccontato che gli fu impedito dalla procura antimafia di indagare su presunti legami tra PD e 'ndrangheta in Emilia-Romagna. L'Ordine degli Avvocati ha rilanciato le accuse e ha chiesto di fare chiarezza. Per l'Associazione Nazionale Magistrati invece sono illazioni. Titola Libero stamani: bavaglio alle indagini su PD e cosche. Mi fu impedito dalla procura di indagare sul PD in Emilia, ha detto l'ex magistrato antimafia Pennisi. L'Ordine degli Avvocati insorge, per la NM è tutto falso. Vedremo, perché le accuse di Pennisi sono state pesanti. Sulla strage di Erba iniziamo con un lancio dell'agenzia DN Kronos di ieri sera alle 18:25. False confessioni, Olindo e Rosa sbagliano il 70% di quello che raccontano sulla scena del crimine. Emerge dalla consulenza della difesa condivisa dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser
che ha chiesto di riaprire il processo dicendosi convinto dell'innocenza di Rosa e Olindo. Le confessioni non sono una prova regina, perché vanno riscontrate ovviamente. E le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba in via definitiva, sono false, infarcite di errori e discrepanze. Lo sostengono 12 professori universitari, principalmente dell'Università di Padova, esperti a livello internazionale nei settori di psicologia, psichiatria e neurologia, ai quali si è rivolta la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Due eroi civili, permettetemi di dirlo una volta in più, 2 più 3, più 1, più 4, più tutti quelli che sono nel collegio difensivo, il professor Nico D'Ascola, Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Patrizia Morello, dimentico qualcun altro, ma sono avvocati eroici, soprattutto i due storici avvocati che hanno raccolto il testimone del defunto avvocato comasco Enzo Pacia, che si giocò anche la reputazione, in buona parte, per aver difeso Olindo e Rosa, per essere poi stato convinto della loro innocenza. E poi morì, era aggredito da un tumore già nel corso del processo. Ebbene, fatemi dire veramente col cuore e con la testa che questi due avvocati, Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, e il professor D'Ascola, sono eroi civili per mio conto, perché per 17 anni, mettendoci del loro e rimettendoci anche nel campo della reputazione, mettendoci del loro a livello economico, perché secondo voi chi porta 4 soldi per fare la spesa in carcere, i vestiti, le cose essenziali per vivere a Olindo e Rosa? Loro non lo vogliono dire, lo dico io, che sono terzo. Sì, loro. E soprattutto si sono dati da fare senza mai mollare per dimostrare quello in cui credono, cioè la verità e la giustizia in questo caso. È molto semplice, non è difficile, basta leggere le carte. Tutti quelli che hanno letto le carte sono arrivati a questa conclusione, compreso l'amico e collega Gian Loretto Carbone, che sarà con noi poi prossimamente, ci racconterà proprio questo, come da colpevolista, anche in una trasmissione televisiva, ieri mi sembra Cinzia Tani su Rai 1 ha fatto lo stesso percorso, ha detto io ero colpevolista, poi ho letto le carte, mi sono documentata e ho cambiato completamente opinione. Stessa cosa ha fatto il magistrato Kuno Tarfusser, il sostituto procuratore generale di Milano che ha chiesto la revisione. Ebbene, le confessioni sono false, infarcite di errori e discrepanze. Lo sostengono 12 professori universitari, esperti di rilievo internazionale nella psicologia, psichiatria e neurologia, ai quali si è rivolta la difesa della coppia, gli avvocati difensori, e le cui conclusioni, raccolte in 2 corpose consulenze di quasi 1000 pagine, sono condivise dal sostituto procuratore di Milano Kuno Tarfusser, che ne ha avanzato richiesta di revisione, ora al vaglio dei vertici della procura meneghina. In particolare il pool di professori sottolinea come, secondo recenti studi scientifici effettuati su oltre 375 persone condannate e assolte poi in un processo di revisione con la prova del DNA, hanno dimostrato che il 25% di costoro avesse in origine falsamente confessato. La confessione dell'innocente è pertanto, contrariamente a ciò che si può ritenere, un evento abbastanza frequente, così come dimostrato dagli studi sulle assoluzioni in fase di revisione. La progettazione della strage e dell'alibi, sostengono ancora gli scienziati dell'Università di Padova, è incompatibile con l'assetto psichico dei due condannati, connotato da importanti vulnerabilità. I due cioè erano psichicamente molto deboli, Olindo e Rosa. Tuttavia entrambi il 10 gennaio del 2007 confessano agli inquirenti di essere gli autori della strage. Lo confermano 2 giorni dopo al giudice, lei lo ripeterà nel giugno del 2007. Analizzando il contenuto però delle confessioni della coppia, perché non bastano le confessioni, questo lo sa qualunque modesto studente di giurisprudenza, le confessioni non sono niente se non sono comprovate, corroborate poi dall'analisi dei fatti. Analizzando il contenuto delle confessioni della coppia emerge il fatto che risultino piene di errori, sottolineano i consulenti, gli scienziati dell'Università di Padova, piene di errori, molti elementi della scena del crimine vengono sbagliati, addirittura si sbagliano tra il 50 e il 70% dei casi, delle cose delle cose che raccontano. Si segnalano poi moltissime discrepanze non solo tra le versioni date separatamente, cioè prima da lei poi da lui e viceversa, ma anche tra le versioni offerte dalla stessa persona,
Olindo o Rosa, in momenti diversi. L'analisi mostra come le versioni non siano dettagliate, non siano sovrapponibili, non siano combacianti, non siano coerenti, non siano costanti e dunque hanno tutte le caratteristiche della falsa confessione, stabiliscono gli esperti, gli scienziati interpellati dalla difesa. La coppia afferma numerosissime volte non ricordo, Olindo colleziona centinaia di non lo so, non ricordo, mi sembra, questo mi sfugge adesso. Tutto, non ricordo. Lo stesso si può dire per Rosa. Quelle che vengono definite confessioni, scrivono i consulenti, sono in realtà una serie di sì a suggerimenti sotto forma di domande chiuse formulate dall'interrogante. Tant'è vero che sia Rosa che Olindo a un certo punto diranno dite voi cosa dobbiamo dire, oppure ci dite voi le cose, noi diciamo sì. Belle confessioni, probanti. Nelle confessioni mancano del tutto, scrivono i consulenti, gli indicatori di ricordi sensoriali e percettivi che caratterizzano la narrazione genuina, cioè non si ricordano le cose come chi le ha viste veramente. Incontrovertibilmente falsa, scrivono poi gli esperti, è la narrazione sulla dinamica dell'omicidio della vicina di casa Valeria Cherubini. Dalla versione fornita dai coniugi sarebbe stata aggredita solo sul pianerottolo, non nella mansarda di casa sua dove troverà la morte. Circondata da schizzi di sangue ovunque, pensate perfino sul soffitto, sul perlinato del soffitto, con una tenda tranciata di netto da una coltellata, insomma, lì è stata finita, aggredita e finita la povera signora Cherubini. Non c'è bisogno, credo, di un esperto per capirlo. C'è sangue dappertutto, schizzato sulle pareti, schizzato sul soffitto, una tenda presa a coltellate mentre lei si rifugiava lì piena di sangue. E la tenda non la fanno esaminare, come avete sentito ieri dal professor Torre, no? Nel processo di primo grado. Bastava esaminarla per capire che lì c'era la coltellata, che era piena di sangue. No, non la fanno esaminare. Dunque, per gli esperti interpellati dalla difesa, la vittima aveva ricevuto una coltellata che aveva provocato una lesione al muscolo psoas. Che cos'è il muscolo psoas? È un muscolo che, se viene leso, impedisce a una persona semplicemente di camminare, figuriamoci di salire le scale. La Cherubini aveva riportato inoltre lesioni craniche tali da provocare una grave lesione encefalica. Questi due elementi, sotto il profilo neurologico, rendono impossibile la salita di 2 rampe di scale. Allo stesso modo era impossibile che fosse in grado di gridare aiuto, aiuto, come hanno testimoniato i soccorritori, Glauco Bartesaghi e Vittorio Ballabio, i primi due e poi tutti gli altri, che hanno sentito gridare aiuto, aiuto, quindi la donna era viva. Allo stesso modo, dunque, era impossibile che fosse in grado di gridare aiuto, aiuto dopo aver ricevuto tutte quelle ferite al capo e la profonda ferita alla gola che la trapassò fino a tagliarle la lingua alla base, alla radice. Fatti che smentirebbero le rivelazioni, dimostrando che i condannati raccontano qualcosa che non avevano vissuto. Come fa questa signora a gridare aiuto, aiuto con la lingua tagliata dalla glottide alla radice e dopo aver preso colpi tali da farle uscire il cervello? Coltellate che le hanno tranciato il muscolo che permette di deambulare e di camminare. Come fa a salire 2 rampe di scale 18 gradini questa povera donna? E io mi domando anche, ma i figli del signor Frigerio perché se ne stanno zitti? Perché la signora, una delle figlie, mi ha appeso il telefono in faccia quando gli ho cercato di chiedere queste cose? Perché se ne stanno zitti e non parlano? Loro che sanno e che hanno visto da vicino e che sanno molto anche sulle cosiddette confessioni e rivelazioni del papà, il signor Mario Frigerio. Infine, scrive ancora l'ADN Cronos, le confessioni non contengono alcuna informazione che non fosse già nota agli inquirenti. Te credo, perché gli hanno fatto vedere le foto, fanno sentire all'uno le confessioni dell'altra. A Olindo hanno fatto leggere il provvedimento di fermo e le uniche cose che racconta sono quelle che ha letto nel provvedimento con cui lo arrestano, nel quale è descritta per sommi capi la dinamica della strage. Tutte le informazioni fornite dai due coniugi, sottolineano i consulenti, gli scienziati interpellati dalla difesa, erano di pubblico dominio, cioè le sapevano tutti, le abbiamo lette sui giornali per un mese prima che li arrestino. Tutte le informazioni dunque erano di pubblico dominio. Aspettate perché c'è stato il refresh, ci ritorniamo sopra. Dunque, tutte le informazioni erano di pubblico dominio o presentate dagli interroganti mediante domande che contenevano l'informazione rilevante che doveva semplicemente essere confermata o no.
Si tratta dunque di confessioni incentivate dall'esterno e dalle intercettazioni ambientali prima di confessare, loro due negano di essere gli autori, si interrogano più volte su chi possa essere l'autore della strage e mai, scrivono i consulenti e gli scienziati, in queste intercettazioni ambientali mai è emersa una seppur minima indicazione di colpevolezza. Al contrario, vi sono molteplici passaggi nella libera conversazione che chiaramente indicano la loro estraneità all'eccidio. La cosa più chiara è prima delle famose confessioni, li fanno vedere per incastrarli, succede il contrario di quanto credevano gli investigatori, cioè loro confessano la loro innocenza e Olindo dice ma insomma i carabinieri che sono stati dentro 4 ore, non 3 minuti per prendere le impronte, mi hanno fatto capire che se io parlo tu esci e poi ci danno lo sconto di pena, tu esci e a me mi danno lo sconto di pena. E lei dice a lui ma come esco? Io non abbiamo fatto niente, non siamo mai saliti là sopra. Se esco senza di te mi butto sotto a un treno, perché devi confessare che non siamo stati noi? E lui le dice, sì certo, lo so che non siamo stati noi, però per tagliare le gambe al toro dobbiamo fare così. Io parlo, tu esci. Quanto agli scritti di Olindo sulla Bibbia, che è ciò su cui insistono incredibilmente i fratelli Castagna, sequestrata il 22 novembre 2007 questa Bibbia, usata come conferma della genuinità della confessione, è da notare che gli scritti, chiaramente innocentisti, scrivono gli esperti, sono in maggior numero rispetto a quelli chiaramente colpevolisti. Inoltre, laddove databili, si alternano nel tempo. I pochissimi scritti colpevolisti sono da considerarsi un tentativo di entrare nella parte del colpevole, che era quello che gli aveva detto di fare il famoso psichiatra Picozzi. Entrate nella parte del colpevole, descrivete le cose in maniera drammatica, vi facciamo dare l'infermità mentale. I pochissimi iscritti dunque sono da considerarsi un tentativo di entrare nella parte. Le confessioni possono essere considerate quindi la base delle conoscenze condivise dalla comunità scientifica, concludono gli esperti, false confessioni acquiescenti, ovvero confessioni nelle quali i sospettati confessano un crimine non commesso a causa di vulnerabilità psicologica di base combinata a tecniche di interrogatorio che oggi sappiamo essere a rischio di provocare false confessioni e perciò fortemente censurate dalle linee guida investigative internazionali attuali. In conclusione, gli elementi rendono, sotto il profilo tecnico-scientifico, impossibile valutare le confessioni come genuine, visto che risultano accertate deficienze cognitive e psicopatologiche tali da menomare la sfera psichica e quindi ridurre la capacità critica di resistenza a influenzamenti esterni. E questo lo scrivono i consulenti della difesa. False confessioni, Olindo e Rosa sbagliano. I consulenti della difesa, lo ripeto, sono esperti, professori universitari di livello internazionale nei settori della psicologia, della neurologia, della psichiatria, guidati dal professor Sartori dell'Università di Padova. Sulla strage di Erba c'è un altro lancio dell'agenzia DN Kronos. Sempre secondo i consulenti scientifici, la scienza smentisce Frigerio, falsa memoria su Olindo. Ci ritorniamo sopra veramente tra pochissimo perché questa è la base introduttiva ideale per poi andare a vedere gli articoli di oggi, quelli che abbiamo in parte già citato prima sulla strage di Erba, sulle diverse testate. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una circolazione depressionaria continua ad interessare l'Italia, influenzando il tempo soprattutto su gran parte del centro-sud.
In mattinata cieli irregolarmente nuvolosi sulle aree pianeggianti del nord e al centro-sud, con fenomeni soprattutto su Medio Adriatico e Basso Tirreno. Nel pomeriggio sempre più spiccata instabilità sulle regioni centro-meridionali peninsulari, con piogge frequenti, meglio sulle 2 isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Torniamo alla DN Cronos. L'altro elemento d'accusa Mario Frigerio riconosce Olindo, autore dell'aggressione. Mario Frigerio, racconta l'agenzia DN Cronos, sulla base delle consulenze degli esperti di cui sopra, gli scienziati di cui sopra, Mario Frigerio, il cui racconto prima e la testimonianza in aula poi hanno avuto un ruolo importante nella condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi, non sarebbe stato nemmeno idoneo a rendere testimonianza. Dai nuovi dati clinici oggi disponibili sappiamo che ha reso le sue dichiarazioni dopo l'insorgenza di lesioni cerebrali importanti, in particolare causate dall'intossicazione da monossido di carbonio, l'incendio. Lo sostengono i 12 professori universitari, esperti di rilievo a livello internazionale nei settori psicologia, psichiatria e neurologia, a cui si è rivolta la difesa della coppia, le cui conclusioni sono state visionate in 2 corpose consulenze, quasi 1000 pagine, dalla DN Cronos e condivise dal sostituto procuratore di Milano Tarfusser, che ha avanzato la richiesta di revisione del processo. Frigerio fu ferito in modo grave alla gola e si salvò solo per caso per una malformazione alla carotide, ma riportando un danno permanente. Le lesioni e l'intossicazione da monossido di carbonio, scrivono gli scienziati, hanno determinato il decadimento di funzioni cognitive importanti, alterazioni della memoria, della capacità di ricordare, della capacità di orientamento. Le intercettazioni ambientali nella stanza dell'ospedale Sant'Anna di Como dimostrano che l'assetto cognitivo di Frigerio non era compromesso nell'immediatezza della strage, ma peggiorò con il passare del tempo, quindi è l'esatto contrario di quello che ci è stato sempre raccontato. Frigerio non migliora col passare dei giorni, peggiora tremendamente. Per di più, fu ascoltato con tecniche di intervista che oggi sappiamo essere censurate per l'esame di un testimone vulnerabile. Il luogotenente Gallorini lo va a trovare 9 volte e in maniera molto suggestiva. Questo l'aveva già verificato il professor Strata, un altro nume della scienza italiana, della neurologia in Italia, tanti anni fa, e 9 volte gli induce il nome di Olindo. Poi a processo, incredibilmente, il luogotenente Gallorini dirà: non l'ho mai fatto io il nome di Olindo a Mario Frigerio. 9 volte glielo fa, e in maniera estremamente suggestiva. Fu ascoltato con tecniche di intervista censurate per l'esame di un testimone vulnerabile, perché idonee ad alterare il ricordo, scrivono gli scienziati della difesa, e in conflitto con le migliori pratiche internazionalmente riconosciute. Le domande suggestive producono falsi ricordi, e questi falsi ricordi aumentano molto in un testimone vulnerabile come Frigerio. Abbiamo contato complessivamente, attenzione, sentite questo numero, scrivono gli consulenti che sono psichiatri, esperti, professori universitari, neurologi, abbiamo contato complessivamente più di 300 domande a Frigerio, non solo Gallorini, sconsigliate dalle linee guida perché fuorvianti, suggestive e ripetute. La progressione del ricordo, che passa da un volto sconosciuto a quello del vicino di casa, è un fenomeno scientificamente impossibile, scrivono i consulenti. Cioè tu non puoi, nell'immediatezza dei fatti, dare una descrizione precisa di uno sconosciuto, cioè coi capelli neri, l'attaccatura dei capelli bassi, forte come un toro, non è di qui, non l'ho mai visto, carnagione olivastra, tanto che gli fanno l'identikit. Tu non puoi passare da una descrizione così al tuo vicino di casa. La progressione del ricordo da sconosciuto a vicino di casa è scientificamente impossibile. Oggi sappiamo che non esiste, scientificamente, il fenomeno del disvelamento progressivo chiamato in causa nelle sentenze per spiegare come mai Frigerio passa dallo sconosciuto al volto familiare di Olindo. Non esiste la possibilità di sopprimere volontariamente il riconoscimento automatico di un volto conosciuto. Secondo gli esperti, dunque, l'unica dichiarazione che dal punto di vista scientifico è accurata perché priva di domande suggestive è quella che gli fa il PM Pizzotti a Frigerio, la prima, il 15 dicembre del 2006, quando Frigerio afferma di essere stato aggredito da uno sconosciuto con carnagione
Olivastra. Dalle intercettazioni presenti nel fascicolo processuale relative alle audizioni degli inquirenti mentre Frigerio è in ospedale sono state riscontrate, secondo gli esperti della difesa, difformità oltretutto rispetto alle trascrizioni ufficiali. Cioè, se tu ascolti l'originale c'è qualcosa di diverso di quello che è stato trascritto. Questo come lo chiamiamo? Possiamo chiamarlo come lo chiama il sostituto procuratore Tarfusser, falsità in atti. Non c'è altro modo. Ed è uno dei motivi, articolo 630 Codice di procedura penale, che legittimano la revisione del processo se c'è falsità in atti. Perché sono difformi le trascrizioni ufficiali rispetto a ciò che invece c'è nelle intercettazioni vere? E poi altre intercettazioni, sempre in ospedale, prive della presenza di inquirenti, cioè quando non ci sono inquirenti né Gallorini né pubblici ministeri, portano alla luce elementi nuovi. Frigerio parla. In particolare si evidenzia il mancato riconoscimento di Olindo Romano fino al 2 gennaio 2007, cioè per quasi 20 giorni. Frigerio non parlerà mai di Olindo e quando ne parla sbaglia il nome, Ottolino, Ottolindo, Odolindo, su impulso dei pubblici ministeri in quel caso. Si evidenzia altresì la mancanza totale, sono scomparse il 60% delle registrazioni audio. Dove sono finite? Per inciso, le registrazioni audio sono gestite da una società, Waylog, che ha un socio italiano, che alle Iene non ha detto nulla, non ha parlato, ma ha una quota dal 40 al 20% è stata diminuita nel corso del tempo in mano a una società anonima, una società fiduciaria svizzera. Un ex carabiniere di Como ha detto che in questa società fiduciaria svizzera c'è uno che si è occupato della strage di Erba. Come? In che modo? Lui ha paura di dire il nome, non l'ha fatto, però questo dato c'è. Vedremo. La falsa memoria si rileva pienamente durante l'udienza dibattimentale del 26 febbraio 2008 in tribunale, nel corso della quale è evidente la mancanza di ricordi nel testimone in riferimento alle audizioni del 15 e 20 dicembre, cioè in tribunale Frigerio non si ricorda nulla di quando è stato interrogato in ospedale il 15 e il 20 dicembre, a pochi giorni dalla strage. Evidente, scrivono gli esperti, è anche la produzione di confabulazioni, cioè di cose inventate, conseguenza di domande suggestive attuate su un teste, Frigerio, cognitivamente compromesso. In questa data è anche evidente l'avvenuto consolidamento della falsa memoria, perché il problema è quello, quando ti impiantano in testa una falsa memoria, quella non ne esce più. Come nel caso di Marta Russo e dei due, Scattone Ferraro, e soprattutto delle due segretarie, Alletto e l'altra, che a distanza di mesi tirano fuori il ricordo perché gli è stato impiantato in testa e poi non lo cambieranno più. In sintesi, ricordo falso naturalmente, in sintesi la cerebrolesione ha reso Frigerio un testimone non idoneo a rendere testimonianza. I sintomi neurologici successivi all'aggressione, in particolare l'intossicazione da monossido di carbonio, non hanno impattato sul riconoscimento dei volti familiari e non familiari. La sera dell'11 dicembre, scrivono gli scienziati di Padova, se il suo aggressore fosse stato Olindo, Frigerio lo avrebbe riconosciuto subito, avrebbe fatto il suo nome o avrebbe spontaneamente fornito una descrizione con caratteristiche non focalizzate sui dettagli esterni del volto, perché questa è tipica del riconoscimento di soggetti sconosciuti. Le dichiarazioni testimoniali successive al 15 dicembre da parte di Frigerio sono da considerarsi non idonee, anche perché esito di centinaia di domande suggestive che oggi sappiamo essere in grado di provocare alterazioni del ricordo e che hanno attecchito facilmente nel testimone in condizione di vulnerabilità psichica, che ha determinato la creazione di una falsa memoria in merito a Olindo come aggressore. In tal senso, conclude l'agenzia ADN Cronos, i consulenti ritengono che gli elementi nuovi oggi disponibili sulla base delle conoscenze scientifiche rendano impossibile valutare la testimonianza di Frigerio come accurata e idonea, a meno che non si sia disposti ad accettare la violazione delle leggi scientifiche in materia di funzionamento della memoria umana. Chiarissimo è il discorso. Sul Corriere della Sera di oggi, Giusy Fasano raccoglie la voce di Kuno Tarfusser da Amsterdam, dove è da qualche giorno in vacanza. Trovo a dir poco spiacevole che il mio atto sia uscito, dice il magistrato, guarda caso proprio quando io non ero in Italia e comunque tutto quello che ho da dire l'ho scritto lì dentro. Ho scritto ogni pagina con la massima onestà intellettuale di cui sono capace, con tutta la passione per il mestiere che ho sempre avuto, racconta al Corriere della Sera il sostituto procuratore Tarfusser. Direi che il mio compito finisce qui. Qui sta ad altri prendere ulteriori decisioni e ora vorrei che di me
non si parlasse, perché io non voglio niente, non cerco niente. A me importa il merito e non il circo mediatico. Giuseppe Castagna, intervistato ieri dalla Stampa, ha detto che costui è che ha fatto una cosa vergognosa, che è in cerca di notorietà e che si è fatto abbindolare dalle Iene. L'atto di cui parla il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser è la richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba, scrive il Corriere della Sera. Si è convinto che Olindo e Rosa siano innocenti. Ha scritto 58 pagine di, virgolette, arringa da mandare alla Corte d'Appello di Brescia, a cui spetta decidere se riaprire il caso o no. Ha depositato tutto in segreteria, ha mandato copia alla procuratrice generale Francesca Nanni e all'avvocata generale Lucilla Tonto Donati, che non devono aver gradito molto la sua iniziativa e hanno bloccato la trasmissione a Brescia, scrive Giusy Fasano sul Corriere della Sera. Tocca a loro, seguendo l'organizzazione interna dell'ufficio, occuparsi di ogni richiesta di revisione. Saranno loro a valutare quella scritta da Tarfusser entro un mese, hanno fatto sapere le due magistrate ieri. Tarfusser nel frattempo invoca silenzio, rimane alla finestra. Chi lo conosce non esclude per niente che nel caso si decidesse di non inoltrare il documento a Brescia, sia poi lui a farlo lo stesso, autonomamente. Il sostituto procuratore non è un uomo arrendevole, scrive il Corriere, e non è mai stato troppo diplomatico davanti a ciò che ritiene ingiustizia. L'anno scorso il CSM gli impedì di diventare garante del codice etico per il comune di Bolzano, dove iniziò la carriera di magistrato, e lui convocò una conferenza stampa per spiegare che la mia colpa è non essere parte del sistema, ne sono orgoglioso. Fuori sistema anche nell'autocritica personale e di categoria. Qualche mese fa andò alla prima della presentazione del docufilm Peso Morto, la storia di un errore giudiziario che costò 21 anni di carcere ad Angelo Massaro, innocente. Alla fine della proiezione Tarfusser chiese la parola visibilmente scosso e disse: chiedo scusa a nome delle istituzioni. Angosciante è il suo aggettivo quando definisce gli errori giudiziari. Lo fu anche per l'arresto sbagliato che lui stesso chiese tanti anni fa per Luca Nobile, ingiustamente detenuto per alcuni giorni come mostro di Merano e poi scagionato. A fine carriera, 68 anni e pensione l'anno prossimo, Tarfusser è sostituto procuratore generale dal 2019, quando rientrò in Italia dopo 11 anni da giudice e da vicepresidente della Corte Penale Internazionale dell'Aia, Paesi Bassi. Sua, fra le altre, la firma per il mandato di cattura del presidente del Sudan al-Bashir per genocidio. Suo il mandato di cattura per Gheddafi per crimini contro l'umanità. Sua anche la decisione di assolvere, per mancanza di prove, il presidente della Costa d'Avorio accusato di crimini contro l'umanità. E ancora fu lui, da procuratore a Bolzano, a inventare le pratiche migliori nei palazzi di giustizia di tutta Italia: informatica, riorganizzazione degli uffici, servizi, rapporti con gli utenti. Nell'arco di pochi mesi Bolzano diventò un esempio per il resto d'Italia e lui fu anche premiato dal ministro di giustizia Mastella. Quel tempo sembra lontano anni luce, conclude il Corriere, dal suo interesse per la strage di Erba, nato da un incontro con gli avvocati di Olindo e Rosa. È per me insopportabile, scrive Tarfusser nella richiesta di revisione, ma giovedì ce la leggiamo tutta. La voglio proprio leggere per filo e per segno perché è un documento civilmente importante, è un atto coraggioso, etico e direi di lucidità e di importanza civile. È per me insopportabile il pensiero che due persone, probabilmente vittima di errore giudiziario, stiano scontando l'ergastolo, scrive Tarfusser nella richiesta di revisione. Una premessa che non prevede la resa, neanche se fosse bocciata la trasmissione dell'atto a Brescia. Per quanto concerne invece il riciclo di cose vecchie, vi segnalo il pezzo di Niccolò Zancan inviato a Erba sulla Stampa di Torino, il ritorno nella casa della strage e gli inquilini che dicono vogliamo solo dimenticare. L'unico dettaglio rimasto uguale è il contatore dell'elettricità, scrive Zancan, via Diaz 25C, subito dopo la porta d'ingresso al piano terra. Il contatore che nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano è indicato come una delle prove della premeditazione del delitto, per aver effettuato almeno 2 sopralluoghi nella settimana antecedente, per aver predisposto per tempo le armi, i capi d'abbigliamento, poi utilizzati per la commissione degli omicidi, nonché un liquido infiammabile. Liquido infiammabile che i due non sanno neanche da che parte sta nelle confessioni, perché confesseranno di aver dato fuoco con gli accendini, pensate un po'. E per quanto riguarda i contatori, quella è una prova formidabile a favore di Rosa e Olindo, non contro, perché loro non sapevano neanche che i contatori erano staccati e a che ora erano stati staccati. Poi la buttano là e dicono prima della strage. Non è vero, perché i rilievi
daranno prova del fatto che sono stati staccati alle 17:40. In ciò coincidendo perfettamente con quello che raccontano 2 cittadini siriani che vivevano sotto l'appartamento della strage, che sentono movimento sopra, quindi qualcuno è già entrato con la chiave, senza forzare la serratura, possedendo la chiave dell'appartamento della strage, dalle 18. I siriani dicono dalle 18 lì c'era movimento, c'è stato movimento per un tot di tempo e poi silenzio fino al momento della strage. Quando questi ritornano a casa, entrano in casa, ci sono già persone dentro la casa, tutto completamente differente rispetto alle famose confessioni. E la luce è stata staccata alle 17:40 e non poco prima della strage come confesseranno i due. Quindi è l'esatto contrario di una prova d'accusa questa qui. È una prova dell'innocenza di Rose Olindo. Ma oggi il martedì 18 aprile 2023, oggi per la stampa siamo ancora là. Siamo ancora al 2008 per molti giornalisti. Questo è il vero problema. Per avere scelto fra i raccoglitori della nettezza urbana, bla bla bla, aver pianificato di disattivare la fornitura di energia elettrica. Il contatore resta ancora adesso un dettaglio significativo, scrive Niccolò Zancan sulla stampa. Sì, resta significativo per dimostrare l'innocenza dei due, non il contrario. Adesso che il procuratore Tarfusser chiede la riapertura del caso ed è possibile leggere le motivazioni dei giudici che il caso l'avevano chiuso. Oddio, non è che è possibile da adesso leggere le motivazioni. Sono disponibili da 10 anni le motivazioni. Non c'erano segni di effrazione sulla porta del massacro. Esattamente, quindi chi è entrato alle 17:40 poco dopo aveva le chiavi. Molto semplice. Era stato Olindo a spiegare come avevano fatto ad entrare, staccando l'elettricità. Avevano costretto i proprietari di casa a scendere le scale. No, perché casomai loro dicono ci eravamo appostati lì fuori, poi quando quelli hanno aperto la porta siamo entrati, che è una modalità intelligentissima per fare una strage di questo tipo. Cioè aspetto sul pianerottolo che questi escano e se non escono cosa fai? Rimani lì con le armi, col coltello, con la spranga, a farti vedere magari dagli altri inquilini? Insomma, di tutto si può credere tranne che questi due siano dei progettatori efficaci di stragi. In ogni caso, circostanza verificata dagli investigatori. La corrente era stata staccata davvero, ma nessuno lo sapeva, scrive la stampa. Sì, infatti non lo sapevano neanche loro quando confessano. Glielo devono dire gli inquirenti. E tra l'altro a un orario sbagliato, dicono loro. Comunque, è anche per questi particolari sbagliati, rivelati dai due indagati che non li conoscevano, come per molti altri che solo loro potevano conoscere se la confessione è stata ritenuta attendibile. Ora la casa del delitto è nel sole, c'è una gelateria, eccetera, eccetera. Vogliamo dimenticare bla bla bla. Lasciamo con ciò la stampa e andiamo a vedere anche Marco Travaglio che la mette così. Revisioni del tempo è il titolo del suo editoriale su Fatto Quotidiano di oggi. Primavera, cambio di stagione, l'ultima moda è la revisione dei pochi processi che la macchina trita acqua chiamata giustizia è riuscita a chiudere prima della prescrizione. Un procuratore che ha visto troppe iene, cioè un cretino come Tarfusser, assicura che Rose Olindo, rei confessi per la strage di Erba, siano innocenti perché fra l'altro prima negavano tutto, quindi ai colpevoli per essere assolti basta negare, scrive Marco Travaglio. Certo, invece basterebbe studiare, leggere gli atti, cosa che non si può pretendere da certuni o certune. Selvaggia Lucarelli, la strage di Erba, revisione senza logica, sono stati Rosa e Olindo, dice il quarto grado di giudizio, cioè Selvaggia Lucarelli. Ho studiato, sentite un po', con curiosità, quasi famelica, cioè aveva fame la Lucarelli, l'atto con cui il sostituto procuratore generale Tarfusser ha avanzato richiesta di revisione del processo sulla strage di Erba. Analizzando con attenzione le 58 pagine, in cui abbondano passaggi infervorati del tipo «ma c'è di più» o espressioni come «lo standing morale dei consulenti mi ha convinto», non è lo standing morale, è lo standing scientifico dei consulenti. Poi ve la leggerò però il documento firmato dal procuratore Tarfusser, così vi fate la vostra opinione. Espressioni enfatiche. E certo, perché per valutare, diciamo, aspetti scientifici tu a chi ti rivolgi? Ma alla Lucarelli, non certo agli scienziati. Il magistrato Tarfusser invece, direi naturalmente, dice ma insomma qua ci sono consulenze firmate da fior di scienziati. E a questo punto questi mi hanno anche dato una mano a capire, no? Come è logico che sia, perché se no uno non fa fare la consulenza, e la consulenza a chi la fai fare su questioni che riguardano le neuroscienze? A neuroscienziati,
non la fai fare alla Lucarelli, con tutto il rispetto. La quale Lucarelli una volta ebbe a scrivere che siccome perfino il direttore di Radio Padania scrive e sostiene certe cose, allora per forza è una cazzata, perché uno non può essere direttore di Radio Padania ed essere una persona normale, intelligente, comune, uno che fa funzionare almeno all'ABC il cervello. Uno che dirige Radio Padania deve essere un cretino. Questo era il succo del discorso della signora Lucarelli. Logico, no? Si ha più la sensazione di ascoltare l'ennesima intervista agli avvocati di Rosa Bazzi e Olindo Romano, di assistere alla 20ª puntata delle Iene, che poi è lo stesso, che non a qualcosa di nuovo. La Lucarelli dice di aver letto l'atto del procuratore Tarfusser. A questo punto noi dubitiamo veramente del fatto che l'abbia letto, e se l'ha letto con quella chiave di pregiudizio esemplificata prima, cioè quello dirige Radio Padania Libera deve essere per forza un cretino, un deficiente, un minus abes, un mentecatto, un coglione. E allo stesso modo, siccome questo sostiene che quei due sono innocenti, è per forza un cretino, un mentecatto, un coglione, uno che ha visto le Iene o l'avvocato difensore. Intanto mancano le famose nuove prove. Ce ne sono a bizzeffe invece nell'atto. A bizzeffe, e il magistrato si riferisce solo a 3 elementi, perché se andiamo fuori dai 3 elementi le prove nuove diventano un'infinità. Prove nuove, lo spiega molto bene il magistrato nel suo atto, sono anche quelle mai valutate, cioè non per forza che le hai scoperte ieri pomeriggio, sono anche cose che risalgono al 2008, all'immediatezza della strage, a poco dopo, agli atti successivi di indagine, ma non sono mai state valutate, perché il codice, la legge italiana è molto chiara, e la Cassazione pure in una sentenza che il magistrato nell'atto commenta e espone. Quindi la Lucarelli deve averla letta, può far finta di non averla letta. Lì dentro c'è scritto che prove nuove sono anche relative a fatti, documenti, eccetera, vecchi ma mai valutati. Cioè se il giudice non ha espresso motivazione su quegli elementi, tipo le intercettazioni mai valutate, fatti che erano stati già emersi, la perizia dei RIS, per esempio, clamorosa, colossale, che dice che non c'è traccia dei due sulla scena del crimine, non c'è traccia delle vittime a casa loro. È una roba insuperabile, non è stata mai commentata, non è stata mai commentata nelle 3 sentenze, quindi è un fatto nuovo anche se è vecchissimo, perché i RIS vanno lì a fare le indagini subito dopo la strage. Quindi il fatto è vecchissimo, ma non essendo mai stato valutato è nuovo tecnicamente. Come fa Lucarelli a scrivere che mancano le nuove prove? Si avanzano dubbi, eccetera, eccetera. Comunque il contesto, se volete, poi vi leggete tutto il resto. Fine del discorso, difesa dei fratelli Castagna e via dicendo. Poi mi dovete spiegare un'altra cosa, che ancora non ho capito dopo tanti anni. Per quale motivo la famiglia Castagna ce l'ha con chi cerca la verità? E all'epoca, tanti anni fa, fui anche oggetto di insulti pesanti da parte di un componente della famiglia Castagna che poi si tirò indietro, insomma, poi disse no, vabbè, però vediamo. Però il problema è perché io che ho avuto la sorella, il nipote, la mamma ammazzata in quel modo, non cerco la verità fino in fondo? Perché difendo strenuamente questa roba qui che vacilla da tutte le parti? Per quale diavolo di motivo? Mi è ancora oggi inspiegabile. Lasciamo perdere la provincia di Como, dove c'è un altro esempio di giornalismo fantastico. Siccome ho sempre sostenuto così fin dall'inizio e la procura di Como è una fonte importante per i giornalisti locali e non me la voglio giocare, allora continuo a sostenere ancora così. Senza prove, l'accusa del PG Tarfusser senza alcuna prova, come la Lucarelli, la provincia di Como. Mentre vi segnalo, per quanto concerne invece il giornalismo documentato, il pezzo di Felice Manti e Edoardo Montolli sul giornale di oggi, che fa il paio con quello sul giornale di ieri. Adesso vediamo se riusciamo a darne conto, perché il tempo scorre rapidissimo. Un mese per decidere il sostituto Tarfusser contro i PM di Como. Sono esterrefatto dagli interrogatori, dice il PM Tarfusser, dei suoi colleghi pubblici ministeri a Como. Voi vi ricordate forse tante trasmissioni in passato, qui su quella che era Radio Padania Libera, il cui direttore deve essere per forza un cretino, per forza, perché sennò non dirigerebbe Radio Padania Libera, un giornalista normale, serio, reputato, intelligente come la Lucarelli, non farebbe mai una cazzata di questo genere, cioè dirigere Radio Padania Libera, è ovvio, va da sé. All'epoca però su Radio Padania Libera mandammo in onda gli interrogatori, quelli dell'8 gennaio, quando Olindo e Rosa si reputano innocenti, e quelli del 10 gennaio, quando dopo 2 giorni di isolamento e la visita di solerti carabinieri, consigliatori,
cambiano opinione e lui dice a lei perché, molto semplicemente dice guarda, noi siamo innocenti, però mi hanno detto che se io parlo te vai fuori e poi a me mi danno una pena ridotta. Molto semplice da capire, non è difficile. E glielo dice anche esplicitamente in un'intercettazione, mai valutata, mai valutata. È un fatto nuovo anche quello, a beneficio della signora Lucarelli. È un fatto nuovo, perché non è stata mai valutata in 3 gradi di giudizio. Ebbene, gli dice chiaramente Olindo alla moglie, io confesso, tu vai fuori. Quella dice, ma io mi butto sotto il treno se vado fuori senza di te. Perché dobbiamo dire che non siamo stati noi? E le confessioni iniziano così, perché gli è stato prospettata un'altra cosa. Voi da qui non uscite più. Abbiamo prove schiaccianti contro di voi. Voi non uscite più. È l'ultima volta che vi vedete, lei non rivedrà mai più sua moglie, lei non rivedrà mai più suo marito e quel povero Cristo lì, quando gli dicono i carabinieri, poi oltretutto, gente con l'uniforme di cui lui si fida ciecamente perché poveraccio si fida delle persone in uniforme, delle autorità. È un cittadino italiano anomalo, si fida delle autorità e si fida e ci crede. Quando arrivano i carabinieri e gli dicono se tu parli tua moglie esce e tu ti prendi poca pena, lui ha appena sentito dire dai magistrati tu non esci più, vi separiamo, non vi vedrete più, cosa vuoi che faccia un povero Cristo che crede nelle istituzioni? Dice sì, vabbè, allora a sto punto. E glielo dice alla moglie, guarda che mi sta passando per la testa di confessare, almeno ce la caviamo col minore dei mali, per tagliare le gambe al toro, dice lui, inventandosi un proverbio, per tagliare le gambe al toro. E si avvia la macchina infernale, della quale, questo è il punto che lascia esterrefatto il procuratore Tarfusser, 4 PM che sono davanti a quei poveri cristi lì, senza l'avvocato difensore, perché quello è lì ma sta zitto, l'avvocato d'ufficio non parla, non dice niente, non fa il suo dovere, l'avvocato Pietro Troiano, difensore d'ufficio, forse per non giocarsi anche lì il favore della procura locale, con la quale lavora per anni e da lì in avanti, beh insomma, non li difende, non eccepisce niente e permette che avvenga un interrogatorio che lascia esterrefatto un altro magistrato, il procuratore Tarfusser, che lo scrive, esterrefatto dagli interrogatori. Beh, questi magistrati, quando voi avete sentito gli interrogatori, non si rendono conto che c'hanno davanti uno che non sa da che parte girarsi, uno che gli arriva a chiedere dite voi che io dico di sì, mettete quello che volete. Ma siamo pazzi? Cioè, infatti è quello che lascia esterrefatto, un aggettivo non a caso, il procuratore Tarfusser. Ci vorrà un mese prima che, secondo ambienti giudiziari milanesi, il procuratore generale di Milano, Nanni, l'avvocato generale Tonto Donati decidano se inviare o no a Brescia la richiesta di revisione firmata da Tarfusser, rivelata alla DN Cronos. Al giornale risulta che un no non implicherebbe la mancata trasmissione, come ha scritto il Corriere. Quello la manda lo stesso a Brescia la richiesta Tarfusser. Nella richiesta di revisione un ruolo centrale ce l'hanno le famigerate confessioni, infarcite di errori, tra cui il 50-70% degli elementi della scena del crimine sbagliati, secondo i 12 professori universitari di cui abbiamo detto sopra. Passaggi surreali, deliranti, che in appello non furono più considerate confessioni dettagliatissime, ma piene di errori, perché scrissero i giudici di Milano, secondo grado, Olindo e Rosa volevano tenersi aperta una finestra per la ritrattazione, una cosa mai sentita prima. Non è mai successo nella storia giudiziaria che 2 confessano il falso, cioè confessano una strage, ma la confessano falsa per lasciarsi aperta la porta. C'è Rosa che chiede ai PM, è giusto? E Olindo che dice, mettete quello che volete. Rosa, che alla lettura della versione di Olindo replica, sì, questa è quella vera, non quello che ho detto io prima. Il suo avvocato Pietro Troiano la corregge, no signora, non è la versione vera che ha rilasciato la seconda volta. E lei, perché la seconda volta è diversa? Insomma, siamo a questo livello. La mente torna a fine 2008 quando il PM di Como, Astori, nella requisitoria al processo, se la prende col nostro libro, Il Grande Abbaglio, scrivono Manti e Montolli oggi sul Giornale, libro nel quale avevamo scritto che a Rosa erano state riferite tutte le dichiarazioni confessorie del marito. Gigantesca calunnia, disse il PM. Bazzi sente la prima parte, per qualcuno sarebbe un grande abbaglio come fossimo sprovveduti e non rispettassimo la prima regola degli interrogatori, cioè non suggerire le risposte. A verbale invece si parla di ascolto integrale della versione di Olindo da parte di Rosa. Alla coppia poi vengono mostrate le foto della strage, lo dice lo stesso PM Astori ed emerge da un altro verbale. Altro che dettagli che potevano conoscere solo gli assassini. Il tormentone, ripescato ieri da qualche cronista, colpevolmente smemorato. Come scoprimmo in un passaggio audio della confessione di Olindo, il PM Fadda gli chiede come fossero vestite le vittime. E al termine dice, veniamo alle FOT M questioni.
ma la parola foto non venne trascritta. Anche per questo il procuratore di Milano Tarfusser scrive che l'ascolto integrale e non la trascrizione, perché qui c'è la falsità in atti. Cioè, se voi ascoltate quello che avete ascoltato qui alla radio, le interrogatori in forma audio originale, è diverso dalle trascrizioni. L'ascolto integrale che Tarfusser ha voluto fare di quegli interrogatori mi ha lasciato esterrefatto, ha detto il procuratore, il sostituto procuratore di Milano. Non dubbioso, non tentennante, ma esterrefatto. Il magistrato, che è anche lui un collega, anche lui un pubblico ministero abituato agli interrogatori, il magistrato si sofferma su queste strampalate dichiarazioni, sugli interrogatori dell'8 gennaio 2007, 2 giorni prima delle confessioni, in cui i coniugi si professano innocenti anche mentre parlano da soli, e sulle domande dei PM, spesso suggestive, tipo pensi bene che il suo futuro è orrendo, il nostro impegno è di farle dare l'ergastolo a lei e a suo marito, dice un PM a Rosa. Altre volte sono domande fondate su presupposti del tutto scorretti, incompleti, cui però nessuno spazio viene dato nelle sentenze. Per esempio, interrogandoli, i PM dicono abbiamo trovato il sangue nella lavatrice nei vostri abiti. Non era vero, era vero l'esatto contrario. Contestazioni pressanti, alcuni al limite della correttezza, al limite dell'utilizzo di metodi per influire sulla libertà di autodeterminazione o alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti. Il tutto è vietato, sebbene non sanzionato, dal codice di procedura penale, articolo 64,2, cioè il sostituto Tarfusser dice i miei colleghi a Como hanno fatto interrogatori che mi hanno lasciato esterrefatto, come noi quando li abbiamo ascoltati tanti anni fa. Chiudiamo qui il capitolo Erba.